Amici di Directa Sport, benvenuti al Palaconi di Cagliari, 20ª giornata, la quinta di ritorno del campionato di Serie A di futsal femminile FFC contro Olympus Roma. L'inizio della partita e si parte. Ottimo qui il controllo di Marchese, 1-2 che si completa. Sabrina Marchese ha provato la conclusione in diagonale. Ottimo intervento di Vecchione, ripetiamo, a scongiurare il vantaggio rosso-blu qui da dimenticare. Questo inizio di partita, Pomposelli prova a rispondere con questo tiro in diagonale. Olympus che cerca di rispondere qui con Chiesa, spazio per calciare, arriva il gol dell'Olympus. Grande assist. Ora qualche settimana di stop forzato di fronte a sé qui. Filippa Mendes, Pucul 1-2 che si completa, il tocco sotto e il pallone salvato sulla linea di porta, ma c'è il gol dell'FFC, salvataggio che era arrivato troppo tardi evidentemente da parte di Pomposelli. Gabriela ora dal pubblico di casa, riparte Pomposelli, attenzione al suo spunto, Mascia contro Real Start, intanto Blanco con Mascia che deve alzare il pallone sopra la traversa. Da Mascia il lancio lungo, ancora Marchese e ancora un passo dal gol. Sabrina Marchese che dovrà necessariamente trovare delle soluzioni qui. Benvenuto con il salvataggio di Azzori sulla linea di porta. In campo Marchese, trovata bene Vargiu, poi sull'esterno della rete, poi ancora Blanco, resiste molto bene Blanco, la piazza all'angolino dove Mascia non può arrivare, torna avanti l'Olympus, la firma è di Blanco. Sarà proprio lei a battere questo calcio di punizione, va Gabriela Mendes e poi Vargiu fuori di un soffio. Questa era una ottima occasione. FC che perde la sfera e si perde anche Lisi per poco, non riesce ad arrivare sul pallone con Vargiu, tocca il pallone, ci riprova Blanco ci riprova Mascia in due tempi, crolla un pallone che era impazzito per qualche. I primi 2 minuti del secondo tempo sono interamente di marca a Olympus. Il gol del 3-1, sorpresa Mascia. Pomposelli sigla la sua 16ª marcatura stagionale, è riuscita a neutralizzare un tiro indirizzato sul primo palo, ci prova qui. Bene qui il pallone per Gabi sull'uscita di Vecchione, il pallone sull'esterno della rete, cerca con la superiorità numerica di riaprirla e ci riesce il futsal femminile Cagliari. Il pallone messo in mezzo da Cuccu, poi la sfortunata deviazione, lì per Sgarbi, mette al centro e poi Pomposelli con la deviazione sotto misura fuori. Vuole tanta pazienza in questo momento per cercare di trovare il varco giusto. Attenzione qui a Vecchione, poi il gol del 3-3. Pareggia il futsal femminile Cagliari, uno sfarione per il portiere dell'Olympus. Si sposta, va Gabriela, sorpassa l'FFC, la bomba su punizione di Gabriela Machado, lo mette giù. Ancora Blanco, il destro fuori, controlla Mascia che era comunque sulla traiettoria, non allontanato da Vargiu, interviene Marchese, calcia dalla distanza, Vargiu direttamente in rete, la chiude l'FFC a 19 secondi dal termine e finisce qui, vince il futsal femminile Cagliari per 5-3 dopo una partita incredibile. Incredibili soprattutto sono stati, come dicevamo, gli ultimi 8 minuti di gioco. Vittoria in rimonta per l'FFC è il momento della gioia, della soddisfazione, un successo, possiamo dirlo, a un certo punto del secondo tempo, forse anche insperato. Insperato no, ma comunque quando si gioca col calcio a 5, con le ragazze che abbiamo noi che vogliono finalmente far vedere che c'è anche il Cagliari nel campionato, io ci speravo, certo, aver avuto una reazione così bellissima, perché sono ancora emozionato, ho l'adrenalina a 1000, quindi devo fare i complimenti a tutta la squadra, all'allenatore e all'impegno che hanno messo in questa partita e alla fine l'abbiamo vinta meritatamente. Emanuela Tronci, la mossa del portiere di movimento ha scombussolato totalmente le carte in campo ed è stata quella la mossa vincente. Sono dei movimenti che proviamo tanto in allenamento e questa volta ci sono stati assolutamente preziosi, indispensabili. Tutto è andato benissimo, le ragazze l'hanno svolto alla perfezione e per fortuna hanno portato quei 3 gol che ci hanno consentito di risalire la china. Era una partita molto equilibrata, loro hanno giocato molto bene, forse noi all'inizio abbiamo peccato un po' non siamo state agoniste al punto giusto, però poi abbiamo recuperato, è stata quella la mossa vincente.
Ora sono 6 punti di vantaggio sull'Olympus, un bel salto in avanti in classifica. Come si può leggere ora il futuro dell'FFC? Allora, noi dobbiamo solo pensare a continuare a lavorare come stiamo lavorando le ragazze, dare intensità a quello che stiamo facendo e poi adesso avremo gli scontri diretti e lì vediamo dove possiamo arrivare. Noi siamo fiduciosi. Prossima partita molto difficile in casa del Breganze, però un FFC così può dare fastidio a tutti. Sì, all'andata non siamo andate malissimo, li abbiamo messe molto in difficoltà, non hanno un tipo di gioco che ci impaurisce, per cui sulla spinta di questa vittoria e di questo entusiasmo possiamo fare bene. Mister, immagino non sia semplice trovare le parole per commentare una sconfitta arrivata in maniera rocambolesca sul 3-1 a circa 8 minuti dalla fine, i 3 punti sembravano in tasca. Purtroppo questo è uno sport che non hai mai la certezza di aver portato una vittoria a casa. E sono amareggiato perché fino a 10 minuti dalla fine le ragazze stanno giocando molto bene, abbiamo pressato e mandato in difficoltà una squadra comunque con buone giocatrici come il Cagliari, perciò fino a 10 minuti dalla fine ero molto contento. Purtroppo non riesco a trasmettere, colpa mia molto probabilmente, la motivazione di reagire quando prendiamo uno schiaffo. Purtroppo ogni volta che prendiamo uno schiaffo ne concediamo altri 4-5 e questo purtroppo in questo sport non te lo puoi permettere. Un calo mentale, non fisico, possiamo dare questa lettura? Sì, assolutamente sì, fisicamente le ragazze sono preparate benissimo, è un calo mentale perché purtroppo non riusciamo a reagire ogni volta che una cosa non va nel verso giusto e poi alla lunga le paghi. Io della mia squadra sono contento, però più di questo non posso dare e magari la colpa è proprio la mia. Come leggere ora la situazione in classifica con il divario rispetto a Cagliari che si allunga a 6 punti? Dobbiamo lottare per la salvezza partita dopo partita, questo era uno scontro diretto, il Cagliari ci ha creduto fino alla fine, noi invece alla prima difficoltà ci siamo fermate e alla fine la paghi, alla fine è giusto che si salvano le squadre che ci credono fino alla fine. Avere a così stretto giro di posta la partita contro la Lazio può essere un pro per reagire oppure un contro vista l'inevitabile fatica? Se conosco la mia squadra è un contro perché non riusciamo a reagire nel tempo stretto, però spero che ci dobbiamo impegnare, domani dobbiamo già essere pronti in allenamento perché non possiamo più sbagliare. Arianna Pomposelli, dove sono secondo te da ricercare le ragioni di questa sconfitta arrivata proprio nel momento in cui la partita sembrava in pugno? Sicuramente negli ultimi 10 minuti abbiamo peccato di cinismo, nel senso che avevamo portato la partita dalla nostra, vincevamo 3-1 e perdere una partita in questo modo lo trovo proprio da persone poco intelligenti, nel senso che comunque ormai il risultato era chiuso, dovevamo solo difendere forte, invece abbiamo fatto una difesa non funzionale e poi abbiamo preso 3 gol nel giro di pochi minuti e non è possibile, penso che sia stato un calo di attenzione totale proprio. La classifica ora vi fa paura o è presto per fare troppi ragionamenti? No, è presto per fare ragionamenti di questo tipo, anche se oggi era fondamentale e abbiamo mancato l'obiettivo, perché comunque erano 3 punti che avrebbero cambiato la nostra posizione e invece rimaniamo fermi lì dopo una partita comunque giocata alla pari e che abbiamo completamente buttato. Ora avete subito l'occasione per reagire, però già mercoledì contro la Lazio bisognerà recuperare in fretta le energie. Sì, è necessario soprattutto lavorare su tutti gli errori che abbiamo fatto, soprattutto mentali, negli ultimi 10 minuti e quindi lavoreremo, immagino lunedì e martedì il mister metterà a punto le cose che non sono andate e dobbiamo assolutamente ricaricare le pile perché mercoledì è un altro appuntamento fondamentale.